tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Allora, come avete visto, queste puntate di settembre girano intorno ai festival e alle manifestazioni che si sono svolte quest'estate. Una di queste è stato il Cine Village Student Film Labs, che si è svolto a Roma al Cine Village Talenti. Ho avuto il piacere di moderare e fare da relatore a questi incontri con gli studenti intorno alle figure professionali del cinema, e quindi abbiamo parlato di regia, abbiamo parlato di musica per il cinema, di sceneggiatura e tanto altro. Evidentemente questa puntata che andiamo a vedere oggi è quella dedicata appunto alla musica per il cinema. In quella giornata furono presenti Pivio Pischiutta, presidente dell'Associazione Compositori Musica per Film, e Pierluigi Pietroniro, violinista e anche lui compositore, anche lui della CMF. Queste giornate sono state dedicate soprattutto al rapporto, appunto, alle domande che ci facevano gli studenti, sempre molto interessanti. Ricordo infine che questa manifestazione è stata realizzata da Spin-Off, in particolare da Valerio Tassaro e Valentina Paravano, e poi vado a leggerlo con il contributo al patrocinio di Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission e il terzo municipio assessorato alla cultura di Roma. Quindi vediamoci questa nuova puntata di Soundtrack City al Cine Village Student Film. Dovrebbe raccontare una parte della storia che altrimenti non sarebbe raccontata. Quindi può essere una sorta di acceleratore di sentimenti, se vuoi, oppure può raccontare cose che effettivamente nel film non stai percependo, ma quello ti permette di scatenare delle emozioni, delle sensazioni che altrimenti non proveresti, no? Quindi questo è il motivo per cui la musica può essere estremamente importante. Poi esiste tutta una filmografia che in qualche modo quasi rifiuta la parte musicale, proprio perché è elemento esterno. Penso ai film dei fratelli Dardenne, oppure quello che una volta era il movimento Dogma, no? Di Lars von Trier. Quei film si godevano perfettamente anche senza musica, no? Ma se c'è, evidentemente ha questa funzione narrativa molto forte, drammaturgica, quindi va utilizzata proprio per questo motivo. Se va a sostanzialmente raccontare qualcosa che già esiste nella storia, probabilmente non è fondamentale in quel senso, no? Quindi insomma, è labile il confine tra è fondamentale o è totalmente inutile, no? Sta veramente appunto nella costruzione del film stesso, della storia stessa. Certo. Un'altra domanda che segue è tu il primo film che hai fatto, se non sbaglio, è Bagno Turco, esatto, no? Sì. Del 97, dico bene? Sì, noi l'abbiamo fatto nel 96, però è uscito nel 97. Allora, una colonna sonora fondamentale, andatevela ad ascoltare, anche il film è bellissimo ovviamente, ma è stata una colonna sonora che Pivio non lo dice, ma in realtà ai musicisti ha segnato molto un modo di fare musica per le immagini. Ecco, dal 97 ad oggi, quanto è cambiato il lavoro del compositore? Credo parecchio. A parte che nel caso specifico mio, nel 97 siamo riusciti a fare ancora appunto un film con la pellicola, nel senso, una volta realizzate le musiche, tra l'altro ci siamo arrivati in una maniera veramente rocambolesca, ma vi evito tutta la serie di aneddoti che vabbè, a me divertono, ma magari al resto del mondo no. Cosa che adesso non si fa più. Tutte le musiche che noi abbiamo realizzato sono state poi riversate sulla pellicola e quindi montate nel film attraverso la pellicola, quindi niente che ha a che fare con computer o questo genere. È stata la mia unica esperienza in questo senso ed era quasi magico stare in moviola con il montatore che aveva tutti questi pezzi di pellicola sul collo, era una roba pazzesca. Esatto, un sarto, no?
Devo dire che nel caso specifico fortunatamente non ci sono stati praticamente montaggi, cioè quello che noi abbiamo fatto è stato esattamente quello che si sente nel film. C'è solo un taglio all'inizio perché in effetti rispetto alla versione che noi avevamo avuto per lavorare c'era stato un cambiamento improvviso e allora chiaramente ha subito anche la musica un cambiamento. Per cui l'impatto è stato zero. Ed è stato anche zero l'impatto tutto sommato del rapporto che poi invece abbiamo scoperto essere fondamentale con tutto l'entourage, in primis con il regista, che noi abbiamo praticamente che ci ha coinvolto inizialmente raccontandoci la storia, facendoci vedere, anzi facendomi vedere perché Aldo stava a Genova, le parti che per lui erano fondamentali del film e lasciandoci sostanzialmente carta bianca. Ricordo per chi non lo sapesse che Bagno Turco era l'opera prima, se non opera sbaglio, prima di Ferzan Ospete. Di Ospete, ecco, quindi stiamo parlando di Ospete. Poi col passare del tempo abbiamo capito che questa estrema libertà non è così estrema. Anzi, man mano che avanzava la nostra, diciamo, esperienza in merito, diventava sempre più complesso il rapporto con tutti gli agenti che hanno a che fare col film, in primis, ripeto, il regista, ma abbiamo capito quasi subito che una delle figure fondamentali con cui ci saremmo dovuti confrontare era il montatore, e poi abbiamo capito che anche i produttori magari potevano dire la loro, per arrivare poi al momento del nostro primo lavoro televisivo. E lì abbiamo capito che era un bel casino, perché oltre a queste figure magicamente comparivano i responsabili del broadcast, quindi gli editor di rete, che sono personaggi problematici. Ecco, sì. Dico problematici perché non voglio essere... Esatto. Ma non te lo fanno fare, non sono argomenti di cui si vuole parlare. Fantasy horror. No, quindi a parte il fatto che noi abbiamo capito meglio quali sono i meccanismi che in qualche modo gestiscono tutto l'apparato, poi tecnologicamente è cambiato moltissimo il film dal punto di vista musicale da 25 anni a questa parte. Con tempi di risposta sicuramente ancora più veloci e con necessità di intervenire continuamente su un progetto che magari tu ritieni già in qualche modo consolidato. Questa continua idea del poter rifare tutto è pernicioso, cioè, e anche quando arrivi, adesso sto parlando in maniera molto così vaga, ma magari poi ci sono dei momenti in cui possiamo andare più nel dettaglio, però il fatto di arrivare anche al momento del mix, che una volta era il momento, diciamo, cruciale in cui tutto doveva tornare a modino, invece adesso tu scopri che anche al mix è necessario a volte cambiare totalmente idea, cambiare cose in corsa, quindi cioè, forse c'erano più sicurezze prima, adesso ci sono molte più sicurezze. C'erano meno possibilità e forse... Esatto, la tecnologia ha aperto la possibilità di ritoccare sempre, quindi quello che dovrebbe essere un progetto e in quanto tale un progetto che ha un inizio e una fine è diventato un progetto che ha un inizio e forse una fine. Forse una fine. Questo mi fa, tra un po' il microfono andrà a voi ragazzi, quindi se avete domande segnatevele. Io adesso farò una domanda a Pierluigi, però prima di fare questa domanda a Pipio, la riflessione di Pipio, no, in realtà poi gliela faremo dopo, la riflessione di Pipio mi porta a ricordare una delle domande che spesso ho sentito nei nostri precedenti incontri, non mi ricordo da chi di voi, dove si diceva ai sceneggiatori, ad esempio, ma quanto della tua idea iniziale del film che hai pensato poi alla fine rimane alla fine del film, e se questo fatto di rimettere in discussione, di dare questo soggetto in mano ad altri e che poi lo cambieranno,
non è una cosa un po' frustrante, no? Può essere valido anche come col musicista questo. Sì, ovviamente dipende dal contesto in cui ti trovi, dalle persone con cui lavori, insomma, ci sono tante variabili. Lavorare alle musiche di un film può essere esaltante quanto un cilicio che tu porti per ore e ore e ore, giorni e mesi, no? Quindi dipende, no? Chiaramente più hai a che fare con persone che hanno idee chiare, e ripeto, chi lavora alle musiche di un film non lavora per se stesso, cioè non fa il compitino per far vedere quanto è bravo a scrivere delle belle musiche, sta lavorando in un contesto molto ampio, dove ci sono appunto tante persone che sono coinvolte e che anche giustamente sono portate a portare la propria esperienza e le proprie idee, e quindi tu devi valutare quello che è la tua arte in funzione di un'opera collettiva, no? E questo chiaramente può portare sì anche dei momenti di eccessive riflessioni, ecco, per usare un eufemismo. Allora, io a Pierluigi invece faccio una domanda rivolta sia a Pierluigi compositore che strumentista, però partiamo dallo strumentista. Allora, tu esci diplomato dal Conservatorio, se non sbaglio, di Roma, no? Al Santa Cecilia, esci come diplomato in violino, ma poi la tua carriera si direziona non sull'attività di concertista di classica come sarebbe stato naturale, ma invece tu mi raccontavi che entrando proprio a fare questo turno di registrazione con Morricone, a te ti è partito proprio l'amore sconfinato per la musica per immagini. Me lo spieghi questa differenza, cioè dell'approccio come strumentista di classica, strumentista di musica per immagini? Che ci hai trovato di... Mamma mia, la mia è un'esperienza che credo che sia unica, perché un disadattato come me non se ne trova così. Ma che ti devo dire? Io mi trovai avevo 17 anni quando ebbi questa enorme fortuna, quindi mi chiamarono in sostituzione di un collega che non poteva andare e entrai in studio, chiesi cosa dovevamo fare e mi disse Morricone, cioè, dobbiamo fare un film, eccetera. Mi sedetti al mio regio e a parte che all'epoca, voi sapete cosa erano le pagine gialle? L'avete mai vista? Quelle anche telefonici, ognuno pesava circa 5 kg, erano 2 volumi a Roma perché la città è grande. Beh, praticamente avevamo tanta carta quanto le pagine gialle sul leggio, che significava una settimana di 3 turni al giorno. Questo era la mole di lavoro, e che diceva anche prima Pivio, no? La quantità, la qualità del lavoro fatto. Anche prima che ha fatto una domanda a Marco sul fatto dell'underscore, di andare a lavorare sotto, cioè il compositore scriveva tutte quelle che io definisco le frattaglie musicali, che erano tutti quei commenti al film che andavano fatti proprio come un abito su misura, quindi non c'era quello che accade oggi, che si fanno 5, 6, 7 brani quando va tanto bene e poi il montatore, come diceva prima Marco, grazie alla tecnologia fa tutto quello che serve alla fine per il film. Era tutto un lavoro artigianale, quindi il compositore si metteva lì e di quel tema faceva 20-25 versioni che andavano magari per 10 secondi, 5 secondi, 20 secondi, 30 secondi a sottolineare quella scena, e quindi la scriveva nota per nota, andandola proprio a cucire come un abito su misura alla scena a cui veniva applicata. Che ti devo dire? Forse un sasso non si sarebbe emozionato davanti a quella meraviglia. Io racconto sempre che tornato dopo i primi 3 turni del primo giorno, e si iniziava il lunedì alle 8:30, abbiamo finito la sera, eravamo alla Forum qui a Piazza Euclide. Tornato a casa, io ero studente di conservatorio, ho preso il mio quaderno d'armonia, ho strappato una pagina, mi sono seduto al pianoforte e ho detto io mi devo riscrivere questo tema perché non me lo voglio dimenticare mai più. Dopo 30 anni ho fatto vedere il foglio a Morricone, che si è messo a ridere perché quel tema lì era il tema di Deborah, credo che forse è uno dei brani più famosi nella storia della composizione di Ennio Morricone, e io presuntuosamente ho detto me lo voglio scrivere perché non me lo voglio dimenticare, e ce l'ho ancora lì, me lo tengo come un'icona, perché effettivamente erano anni in cui c'era
tanto lavoro, perché poi si lavorava per il cinema, per la televisione, cioè l'attività di registrazione negli studi era solo quello un lavoro. Oggi grazie alla tecnologia tutto questo si è molto ridotto, ma io ti dico appunto, era ottobre 82 quando iniziava questa mia attività e insomma fino a una manciata d'anni fa è stato così, insomma. Oggi tutto è cambiato, la tecnologia fa il grosso del lavoro. Una certa crisi economica ha portato a andare a realizzare le colonne sonore nei paesi dell'est dove i costi sono inferiori, quindi viene delocalizzato il lavoro, come si dice con belle parole, ma alla fine non si lavora più nel nostro paese. E niente, poi sono cambiate un'infinità di cose, appunto dal andare a scrivere proprio appunto quel tipo di commenti su scena, prendendo quel tema, prendendo l'altro tema, unendo i temi, creando soltanto dei tappeti, l'atmosfera, cioè c'era tutto, ripeto, un lavoro che era enorme, infinito e importante. Poi questo mi ha dato anche modo per riflettere un po', io dico sempre provocatoriamente, dico il cinema è illusione, a partire dal fatto che è grazie a un nostro difetto, che è quella che si chiama persistenza retinica, che noi possiamo vedere delle immagini in movimento, ma se fossimo degli extraterrestri che non hanno questo difetto, noi vedremmo 24 immagini in un secondo e diremmo ma che stiamo facendo, che stiamo vedendo, no? 24 immagini di me fermo così con il microfono, la musica va a farcire tutta questa illusione, no? Io dico la terza dimensione perché poi le immagini sono bidimensionali, quindi la vera tridimensionalità alla fine la regala la musica. Sì. In effetti questo è vero. Senti, prima di passare le domande a loro, io ti farei raccontare quell'aneddoto tuo che secondo me è divertentissimo, del tuo primo giorno con Ennio Morricone che ti... No, questa è veramente... No, vabbè. A 17 anni, a 17 anni, sì. No, vabbè, quindi io appunto, ripeto, mi chiedo che cosa avremmo fatto e già ero emozionato perché ovviamente comunque Morricone era Morricone già nell'82, insomma, ha voglia da quanto era Morricone, insomma, già da quasi 30 anni, quindi comunque sapevo che stavo collaborando per collaborare con veramente un mito. E alle 9:30 abbiamo iniziato il turno di registrazione e siccome il maestro fino all'ultimo è sempre stato molto esigente e molto preciso su tutto, proprio su tutta la sua esistenza, lui conosceva uno per uno tutti i componenti dell'orchestra e registravamo un'orchestra di 90 elementi, non 15-20 persone, cioè, quindi un'orchestra sinfonica praticamente. E lui sale sul podio, si guarda attorno, si mette i suoi occhialoni storici, mitici, mi vede laggiù all'ultimo regio e mi punta proprio e io mi sono sentito veramente come si deve sentire l'agnello quando c'ha il falco che gli gira sopra, quello con gli artigli. Beh, tutto il primo turno, tutte le prime 3 ore lui ha diretto guardando me, guardando come io suonavo e io stavo lì che sudavo, che guardavo lui e guardavo se guardava qualcun altro, cioè, io alzavo gli occhi e lo vedevo che stava così a fissare. E non è stato. Passate le prime 3 ore è andata avanti per 38 anni. 3 ore, per 38 anni e dall'ultimo reggio poi sono arrivato al primo e abbiamo fatto tante belle cose, insomma. Va bene. Allora, io adesso più che le mie domande darei sfogo alle vostre. Allora, prima parlando abbiamo visto che capita molto spesso che dopo la visione di un film di cui ci piace particolarmente la colonna sonora, poi dopo andiamo a riascoltare la colonna. Parlando solo delle colonne sonore che sono fondamentali per il film, non quelle in cui sono veramente fondamentali, sarebbe sbagliata la visione del film senza colonna. Quindi io vi chiedo da compositori, secondo voi è giusta l'ascolto della colonna sonora fondamentale senza la visione del film, cioè separatamente? Allora, ti rispondo, ma prima ti racconto un'altra cosa. Molti anni fa, 2002, con Aldo Descalzi realizziamo la colonna sonora del film El Alamein.
storia della battaglia in cui gli italiani praticamente hanno smesso di pensare di poter accedere al famoso impero africano, no? Prendiamo una batosta micidiale. Sì, sì. Vabbè, insomma, il film esce ed esce e iniziano a uscire anche le prime recensioni. E ce n'era una in particolare che mi ha molto colpito, di Tullio Kezic. Voi forse non sapete chi è, ma è stato insomma, un critico fondamentale in Italia, no? E il quale dice film meraviglioso, bla bla bla, ma c'era la musica, proprio così, più o meno detto come l'ho detto io. E io per anni ho cercato, finché è stato in vita, ho cercato di beccare Tullio Kezic dicendo: maestro, ma io ricordo quello che lei ha scritto, l'ascolto attraverso i dischi, che poi sono diventati i CD, e adesso sono diventati gli orribili MP3, bla bla bla. Ok. Quindi inevitabilmente c'è la possibilità di poter fruire anche di un'opera che però non dobbiamo mai dimenticare, nasce con un contesto molto preciso, cioè chi appunto cerca di realizzare, e non era certo il caso del maestro Morricone, di realizzare delle musiche che rimangano in qualche modo perché sono piacevoli all'ascolto o quello che vuoi, e pensa solo in quei termini, fa un errore di base fortissimo. Cioè noi realizziamo le nostre colonne sonore per un film. Infatti una delle associazioni, anzi l'associazione che adesso esiste in Italia, che si chiama ACMF, che è l'associazione che raccoglie, diciamo, la maggior parte dei compositori di colonne sonore, ha come acronimo Associazione Compositori Musiche per Film. Dentro quella parolina magica, quel per, c'è tutto il mondo che nasconde appunto chi fa musica per i film, che non è musica da film. Con Ennio, con il maestro Morricone, abbiamo avuto delle discussioni meravigliose e lui appena sentiva la parola musica da film si incazzava come una iena, ed era un personaggio molto incazzoso, tu lo sai, insomma, cioè, era bello sanguigno, no? Perché proprio lì sta la natura del fatto che stai lavorando per un progetto che è molto più ampio. Quindi il fatto di poi avere la possibilità di far vivere la musica anche al di fuori del contesto cinematografico è, ripeto, un valore aggiunto, ma l'obiettivo che ci dobbiamo porre ogni volta che realizziamo una colonna sonora è lavorare per il film. Se poi siamo stati così bravi, abbiamo avuto fortuna, c'è stato l'astro che passava in quel momento, che ci ha dato lo spunto per avere anche successo musicale, meglio. Ma esistono delle colonne sonore che sono meravigliose, che non hanno magari avuto un riscontro anche al di fuori del film, ma che sono state fondamentali. Mi viene in mente per esempio una che è molto particolare, di un film che si chiama Love is the Devil, dedicato al pittore Francis Bacon, e la musica è di Ryuichi Sakamoto, e lui l'ha fatta utilizzando robe del genere, no? Suoni presi che in qualche modo ricordassero il suono delle gocce che cascano, questo senso liquido, no? Io ho il disco, vi assicuro che è tosto, però io lo ritengo una delle colonne sonore più belle che abbia mai sentito nella storia del cinema. Ma è evidente che la scrittura è stata fatta apposta per il film. Quindi, e ripeto, quello è una delle punte forse più alte, nonostante sia dal punto di vista musicale quasi inascoltabile. Grazie. Una cosa posso aggiungere, poi magari dopo parliamo anche di questa associazione, perché questa associazione di compositori di musica per film poi in realtà ha delle iniziative in atto anche per gli studenti. Ce ne parlerà Pivio, sta qui, è il presidente di associazione, di questa associazione, dove peraltro noi siamo tutti e tre ovviamente membri.
io ritengo una cosa a proposito di questo discorso: poi quando il musicista di musica per film va a fare un disco, ad esempio, è un disco, vedete bene, che ha una sua storia, cioè questa abitudine a raccontare storie musicali te la porti pure quando magari devi fare un disco che non è necessariamente legato a un film, ma comunque cerchi comunque di raccontare una storia, una sorta di cantautori però legati semplicemente alla musica. Questo lo vedo in tanti compositori di musica per film. Allora, c'è un'altra domanda? Sì. Sì, eccoci. È una domanda che vale per tutti e tre. È diretta, però immagino sia effettivamente un po'. Si sente, sì. Come si comincia a fare questo lavoro? Questa è la domanda sempre classica. Con la risposta. Ma vabbè, come tanti di questi mestieri ci sono un'infinità di possibilità, da quella canonica dello studio, della composizione, e nello specifico della composizione appunto per la musica applicata, a casi fortuiti, insomma è piena la storia, no? di famosissimi compositori che ci sono finiti per caso, che magari erano musicisti, cantanti, arrangiatori, eccetera. Quindi ora diciamo che viviamo in un'epoca un po' esasperata dalla ricerca della specializzazione di tutto. Ci sono una serie infinita di master, di corsi di conservatorio, di università, di corsi privati, eccetera, quindi puoi fare tutte le. Io penso che fondamentalmente sia una questione sicuramente di saper lavorare bene in squadra, perché appunto si lavora per il film, per il prodotto finale, e di conoscenza, di cultura, di gusto anche, di un senso del gusto, del sapere anche poi piegare il proprio gusto all'esigenza, perché non è detto che poi magari una mia idea musicale sia giusta, perché alla fine è il regista che mette la parola fine alla sua richiesta. E proprio di questo infatti io trovo che la parte che quasi mi piace di più è quando si arriva proprio allo scontro, insomma, a cercare di trovare una soluzione, e io amo particolarmente quando sono io a difendere il no, cioè qui è meglio di no. Come dici, ma tu fai il compositore, non ci puoi mettere la musica? E certe volte sì, perché non è detto che il regista riesca ad avere sempre quella conoscenza musicale, quella sensibilità musicale, perché comunque la musica sì, è di funzione, è di commento, è di atmosfera, è di tridimensionale, ma dei momenti può anche fortemente distrarre, quindi ci può essere un momento in cui invece è proprio il silenzio, che è l'assenza di musica, che rafforza l'altra musica. Quindi grazie. No, la risposta è 42. Sapete a cosa mi riferisco? La risposta è 42. Detto ciò, racconto velocemente come abbiamo iniziato noi, perché è molto, cioè, dà l'idea della cosa. Quando abbiamo lavorato al Bagno Turco, Aldo Descalzi era noto nel mondo musicale in quanto anche, tra le altre cose, partecipante dei New Trolls, perché suo fratello Vittorio è uno dei fondatori dei New Trolls. Poi aveva una sua attività musicale molto ampia a largo spettro. Io facevo l'ingegnere elettronico e lavoravo come direttore tecnico del País. Non vi racconto il motivo per cui siamo arrivati e poi a fare la colonna sonora, però a un certo punto ci ritroviamo coinvolti in alcuni incontri che fanno sì che a un certo punto qualcuno, il regista, mi chiami e mi dice: senti, vorrei incontrarti per parlarti di questo film che voglio fare, scoprendo peraltro che lui abitava esattamente di fronte a casa mia, quindi io praticamente ho fatto 50 metri e sono arrivato a casa sua. Quindi c'è un fattore casuale, fortuna,
e questo non possiamo non dimenticarlo. Ma quell'incontro è stato diciamo, alimentato da un precedente incontro in cui io avevo fatto sentire un disco che avevo fatto con Aldo Descalzi, il disco si chiamava Deposizione, a nome Transcendental, che però eravamo noi due, e questo disco aveva in qualche modo colpito il produttore Marco Risi. E quindi c'è un altro spazio interessante di discussione, cioè se noi non avessimo fatto quel disco probabilmente non avremmo fatto neanche il Bagno Turco, non avremmo fatto la colonna sonora. E quindi nella risposta c'è il fatto che per arrivare a fare una colonna sonora devi unire un sacco di puntini che possono essere il fatto che magari hai visto tanto cinema come avevamo fatto Aldo ed io andavo al cinema a 3 anni, mio padre mi portava al cinema perché ero piuttosto, diciamo, irruento e non mi piaceva giocare con i bambini, cioè sostanzialmente i bambini mi stavano sui coglioni, cioè, e allora per farli stare tranquillo mio padre, che era invece lavorava all'Intersider come operaio, appena possibile mi portava al cinema. E all'epoca i cinema proiettavano 2 film alla volta, no? Di solito era un western e uno in peplum, oppure un poliziottesco o qualcosa del genere, no? E quindi io, da quando avevo 3 anni, ho incamerato immagini, suoni, no? In qualche cosa è rimasto dentro. E parallelamente, e la stessa cosa vale per Aldo, abbiamo sempre ascoltato un sacco di musica. Non ci siamo mai fatti scrupolo di niente, dal death metal, dire, alla musica sinfonica, a John Cage, alla musica indiana, cioè non ci siamo fatti mancare nulla, perché eravamo alimentati da una grande curiosità, e questo direi che è il terzo elemento, cioè essere curiosi. Se poi studiate, e questo lì vado malino, come anche Aldo, perché siamo entrambi diciamo non accademici, probabilmente avete già un bagaglio culturale musicale utile sicuramente per realizzare una colonna sonora. Quindi io direi come si inizia? Si inizia con voglia di farlo, che non è banale, perché vi assicuro che noi adesso siamo così sorridenti, cioè, ma non è semplice fare questo mestiere, che io ritengo un mestiere ma soprattutto un'arte. Quindi avere voglia di farlo, avere un minimo di coscienza musicale, possibilmente essere aperti a qualsiasi soluzione. Vi dico solo che il nostro secondo film arriva dopo poco tempo, dopo il Bagno Turco, che ha avuto un certo successo, e noi eravamo assolutamente certi che ci avrebbero chiesto di fare un film stile Bagno Turco, no? E invece il secondo film che facciamo è un film in cui ci viene chiesto di fare gospel e ragtime, mai fatti. E quindi abbiamo provato a farlo, abbiamo fatto il nostro gospel, il nostro ragtime. Probabilmente per i puristi è anzi seppuku, ti tagli proprio il collo, no? Però ha funzionato. Quindi è un insieme di tanti elementi. Voglia di mettersi in gioco, non avere scrupoli musicali nell'affrontare qualsiasi cosa, perché tanto poi se hai uno stile prima o poi viene fuori, cioè anche facendo cose molto diverse. Morricone ha fatto cose molto diverse, eppure il suo stile è inimitabile e precisissimo, no? È lo stile Morricone, no? Cioè, nonostante appunto avesse lavorato con suoni, strumenti sempre diversi, no? E poi appunto un po' di culo serve. Come? Il fattore C di cui il fattore C e poi avere comunque un grande amore per il cinema che ti nasce probabilmente anche dal fatto che ne hai visto possibilmente tanto, ecco. Questi direi che sono gli elementi. Se riesci a beccare il momento giusto in cui tu hai qualcosa da far sentire, no? Perché magari tutti voi siete dei compositori meravigliosi, ma se non realizzate niente è tutto nella vostra testa. Non avete niente da far sentire. Cioè, quindi magari anche brutto, ma realizzate, fate cose, cioè anche i registi, cioè prima di arrivare a fare un film pesante e potente, hanno fatto
si faceva almeno così, soprattutto negli anni 60, una gavetta micidiale. Cioè lo stesso Sergio Leone, prima di arrivare a fare i film che lo hanno reso Sergio Leone che conosciamo tutti, prima ha fatto dei film in pe, prima ha fatto l'aiuto regista, ha fatto un sacco di roba, cioè, poi boom, è arrivato perché evidentemente aveva qualcosa da raccontare. Allora, prima di fare l'ultima domanda a Pipio e ringraziare tutti quanti voi, io voglio dire semplicemente una cosa a cappello di tutto questo. Nel programma che conduco, che si chiama Soundtrack City, se volete lo trovate in rete, trovate le interviste a tantissimi compositori. La domanda che ho spesso fatto è appunto questa che mi chiedono ovunque, perché questa domanda che si chiede come si fa a iniziare, io che vado a fare corsi ovunque me ne sono vista anche a Cardiff, vado a Cardiff a fare un corso, si alza un ragazzo che in slang gallese mi chiede come si fa a iniziare, quindi è la domanda del... Io una cosa posso dire, mi è rimasto impresso una risposta che mi diede un amico compositore maltese che si chiama Ruben Zara. Perché? Perché lui andò ad Hollywood. Lui, dopo essere stato qui, aver studiato con Morricone, alla Chigiana, aversi fatto vari giri, andò ad Hollywood, vinse una borsa di studio e andò ad Hollywood. E io gli chiesi, uno, che come aveva fatto a iniziare a lavorare ad Hollywood e poi soprattutto perché era tornato indietro. Lui mi disse, guarda, ad Hollywood io andavo a una marea di barbecue. In che senso? Sì, io andavo ai barbecue perché gli americani sono fissati che i barbecue fanno questi barbecue dove in realtà poi si incontrano tra una salsiccia e l'altra, parlano, ci stanno questi incontri tra, loro li chiamano i wannabe, cioè io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, eccetera eccetera, e quindi poteva capitare che in questi barbecue incontrava il produttore, il musicista e il regista, a cui faceva in qualche modo lo scambio dei bigliettini da visita e poi l'ascolto di quello che, come dice Pivio, dovevi comunque avere, che se non ce l'hai non fai ascoltare nulla. E quindi tutto il lavoro di gran parte dei film che lui ha fatto, li ha fatto tramite i barbecue. Quindi questo fa comprendere che le PR sono una cosa nel nostro lavoro fondamentale, è quello che poi dà la possibilità di conoscere quello che in quel momento ha bisogno di quella cosa lì. Quindi questa è oltre che tutto quello che hanno detto loro, compreso l'eclettismo, perché l'eclettismo secondo me è un altro tratto distintivo di chi fa la musica per cinema. Se ti chiedono appunto di fare il gospel, devi trovare il sistema di fare un tuo gospel. Se ti chiedono di fare la techno, a te non ti piace fare la techno, devi trovare il modo di fare la techno perché serve per il film, quindi devi essere pronto a tutto e quindi devi essere curioso. Quindi io farei la domanda finale a Pivio, che più che una domanda è cercare di comprendere appunto quello che abbiamo accennato prima, a proposito, visto che c'è una platea qui di ragazzi interessati a entrare in qualche modo nel mercato del lavoro e comunque di conoscere meglio il lavoro di compositori e via dicendo. L'associazione compositori musica per film ha anche delle iniziative che mi dicevi poi con il Covid purtroppo sono in qualche modo state messe da una parte, ma che spero poi ritornino, proprio dedicate ai ragazzi. Ce le spieghi velocemente prima che ci tolgano il... Sì, vabbè, è molto semplice. La nostra associazione non ha nessun interesse nostalgico, noi siamo, diciamo, per il futuro e quindi sappiamo che magari proprio qua c'è già il compositore, il nuovo Morricone del futuro, no? E quindi dato che all'interno della nostra associazione c'è tanta gente che ha parecchia esperienza e può con la propria esperienza raccontare e aiutare, diciamo, gli esordienti a entrare meglio anche nel meccanismo. La nostra intenzione è quella di riaprire al più presto queste formule di workshop, di masterclass che sono dedicate proprio a quelli che noi chiamiamo gli allievi, ma non vuole essere una definizione, diciamo, di basso profilo, basso ecco, livello, no? Certo. Purtroppo ci eravamo riproposti di farne molte e molto seriamente, avevamo anche trovato un posto dove poterle fare
e poi sappiamo, ci vediamo, siamo con la mascherina e quindi sappiamo bene che questa cosa per il momento ancora è rimandata. Io spero bene che dal prossimo anno queste attività riprendano e quindi per quelli che vogliono iscriversi a CMF e che magari non hanno avuto ancora esperienza, perché per essere soci di CMF bisogna aver firmato almeno una colonna sonora. Però noi accogliamo diciamo, il compositore che verrà e contiamo appunto dal prossimo anno in questa serie di iniziative che riteniamo fondamentali e che sono il non accademico per definizione, cioè noi vogliamo essere appunto in qualche modo quasi ecumenici, però vogliamo avere un tipo di atteggiamento abbastanza rilassato, no? Cioè, nelle nostre masterclass non si insegna a suonare, non si insegna a comporre, ma si insegnano tutte dire trucchi del mestiere è sbagliato, ma diciamo tutte l'approccio giusto, gli approcci che possono essere tanti in effetti, che ti permettono poi di ragionare e realizzare una colonna sonora. È un argomento veramente molto molto vasto perché, ripeto, ci sono tanti metodi, ci sono tante possibilità di realizzare una colonna sonora e sono tutte valide, cioè non è che ce n'è una che funziona meglio delle altre, no? Se avrete voglia di andate sul sito acmf.it. Sì. Allora, io ringrazio, questa è la nostra ultima giornata, no? Lasciatemi, prima di passare la parola a Valerio, io ringrazio Pierluigi Pietroniro, grazie, ringrazio Pipio, purtroppo abbiamo... E io ringrazio soprattutto tutti i ragazzi che sono venuti qui. Io ho visto un livello veramente notevole nelle domande che avete fatto. Questo ci lascia sperare che questo testimone noi lo lasceremo a qualcuno di buono, ne siamo convinti. Ciao a tutti, passo a... Grazie, anch'io volevo ringraziarvi veramente di essere venuti.